Pasolini di Roberto Volpetti è il libro che è stato presentato alla libreria Tarantola. Siamo insieme all'autore per chiedergli, naturalmente si parla di Guido Pasolini e di Pierpaolo Pasolini. Ci può sintetizzare brevemente il rapporto tra i due fratelli in funzione anche di un chiarimento di qual è stato il rapporto nel momento resistenziale? Certo, i due fratelli hanno un rapporto intensissimo, due caratteri completamente diversi. Pierpaolo, come noto, legatissimo alla madre, tutto dedito alla cultura, agli approfondimenti e alla poesia. Guido, il fratello più giovane, legato più alla figura del padre militare, uomo d'azione, un ragazzo d'azione, cioè molto guarda, come dire, alle cose concrete, all'azione concreta anche militare, quindi due fratelli, però un legame intenso fra loro due. La tesi che stasera abbiamo qui, cui abbiamo parlato insieme col professor Andrea Zannini e col professor Roberto Castenetto, è proprio questa, cioè che l'attività diciamo così, di Pierpaolo, l'attività creativa, la creatività di Pierpaolo è estremamente legata alla vicenda della morte di suo fratello Guido. Tutta la sua produzione culturale, tutta la sua grande, anche la sua morte, qui è stato evocato, il modo con cui è morto, in qualche modo richiamano un forte e profondo legame fra i due fratelli. Questo secondo me è un campo che va assolutamente ancora coltivato e approfondito, ma certo questo è un aspetto determinante nella vita di Pierpaolo Pasolini. Stiamo parlando di Porzus, il tradimento resistenziale, lo definisco io così, certo. L'ho anche letto, il tradimento dei compagni che vedono nell'altra resistenza un nemico anziché vedere un alleato. Certo. Qui la storia di Porzus è nota, quello che noi dello Zoppo insistiamo molto è sulla complessità della storia. Su Porzus, sulla vicenda di Porzus, si incrociano in un caso veramente unico le tre grandi faglie che hanno diviso l'Europa in questi anni di guerra. Il contrasto fra il fascismo e l'antifascismo, il contrasto fra il comunismo e l'anticomunismo e la grossa frattura determinata dalle diverse etnie, dalle diverse, diciamo così, etnie che hanno diviso in questo caso gli sloveni dai latini, dagli italiani. Quindi proprio a Porzus si incrociano tutti e tre questi grandi aspetti, queste grandi fratture e il compito nostro è di cogliere queste grandi episodi, questa grande storia che ha visto protagonisti ragazzi, giovani, che hanno affrontato anche il rischio della vita. Grazie, e questo è il libro I Pasolini di Roberto Volpetti.